Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cari amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento live del pomeriggio su friulitv.net, aggiornamenti e cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con un'ultima ora. Una persona è rimasta incastrata all'interno della cabina di un escavatore nella zona di Malga Montemia, nel comune di Pulfero. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava eseguendo un intervento quando è stato centrato da un albero. L'intervento è reso particolare e complesso a causa del maltempo. Sul posto gli operatori sanitari del 118, il soccorso alpino e i vigili del fuoco. La zona in cui si è verificato l'infortunio è particolarmente impervia. L'elisoccorso è risalito dal versante sloveno per raggiungere il ferito in quota. E ora parliamo di un sinistro, anzi un doppio incidente stradale per la precisione, stamani nella periferia sud di Udine. Il primo lungo la regionale 353 nei pressi di Terenzano, in comune di Pozzuolo, dove un'auto e un furgone si sono scontrati lateralmente, entrambi i conducenti lievemente feriti. Per circa un'ora l'arteria ha subito forti rallentamenti con l'obbligo del senso unico alternato fino alla rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada. Il secondo lungo la rampa di accesso della tangenziale sud in direzione del casello autostradale di Udine Sud per una fuoriuscita autonoma di un'auto. Il conducente ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare sul guardrail di protezione a bordo strada. È stato lo stesso conducente illeso ad allertare i soccorsi. In entrambi i casi rilievi di legge da parte della polizia locale di Campoformido Pozzuolo. Ora cambiamo argomento, problemi alla viabilità questa mattina a Monfalcone dopo un violento fortunale che ha reso quasi impraticabili alcune vie cittadine. Anche alcuni scantinati sono finiti a mollo. Grazie al prezioso lavoro dei vigili del fuoco, del distaccamento locale, supportati dai colleghi di Gorizia e dalla protezione civile, in poco tempo si è risolto il problema. A4 Venezia-Trieste, traffico bloccato, causa un incidente tra lo svincolo di Latisana e l'allacciamento di Porto Gruaro con la A28 in direzione Venezia dalle 14.46 di oggi. Non abbiamo ulteriori novità per quanto riguarda la situazione del traffico. Per circa invece 40 minuti questa mattina la A28 è rimasta chiusa nel tratto tra Sacile Ovest e Sacile Est in direzione Pordenone per consentire l'intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco per un incidente tra un mezzo e un camion. Lo scontro, a seguito della quale la vettura è andata a sbattere contro il guardrail centrale, si è rilevato di lieve entità. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 11. Indicare le rotte sicure durante la navigazione e dare consigli su come evitare le secche, ovvero le insidie della rete. E con questo intento che il comparto della Polizia Postale e della Comunicazione del Friuli Venezia Giulia ha chiamato a raccolta a Trieste, in presenza e in streaming, studenti delle scuole secondarie di primo grado e del biennio delle secondarie di secondo grado di tutta la regione. Grazie alla sensibilità e all'impegno degli artigiani triestini, la clinica pediatrica dell'Istituto Infantile Burlo Garofolo da qualche mese può contare su un nuovo ecografo di ultima generazione, con il quale è possibile realizzare l'ecografia al letto del paziente. L'importante apparecchiatura, di valore di circa 24.000 euro, è stata presentata oggi durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il direttore generale dell'istituto, Stefano Dorbolò, il direttore e segretario generale di Confartigianato Trieste, Enrico Eva, e il direttore della clinica pediatrica del Burlo, Egidio Barbi. Adesso andiamo a chiudere con il Covid. In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 10.917 test e tamponi, sono state rilevate 111 positività, pari all'1,01%. Su 5.427 tamponi molecolari, 102 nuovi contagi, con una percentuale positiva dell'1,87%. Su 5.949 test rapidi antigenici realizzati, 9 sono stati segnalati casi, 0,16%.
Nella giornata odierna non si registrano decessi, scendono le persone ricoverate in terapia intensiva, che oggi sono 8, meno 1 rispetto a ieri. I pazienti in altri reparti sono 38, più 1 rispetto alla giornata di ieri. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un infermiere e di un tecnico dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Infine sono 9 i casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione e 1 tra gli operatori all'interno delle strutture stesse. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del pomeriggio. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.